Il regolamento di conti davanti al bar nei pressi della stazione ferroviaria di Villorba, avvenuto lo scorso 28 maggio, è costato a 9 minorenni, protagonisti della vicenda, tutti residenti in provincia di Treviso, il divieto di accesso ai pubblici esercizi per la durata di un anno. Sono stati identificati grazie all'attività investigativa svolta dall'Arma dei Carabinieri ed è stata applicata loro questa misura che non gli consentirà di frequentare i bar di Lancinigo. I minorenni colpiti dal DASPO, Willy, sono per lo più italiani di seconda generazione. Lo scorso 28 maggio si erano preventivamente accordati con il chiaro intento di scontrarsi fisicamente. Non avevano dei precedenti, supponiamo che il fatto sia stato originato da un incontro, da un appuntamento che si sono dati via social. Altri 4 provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi, questa volta per la durata di 2 anni, sono stati emessi a carico di giovani tra i 18 e i 20 anni, sempre residenti in provincia di Treviso, protagonisti di una rissa ad una festa organizzata la sera del 2 giugno all'interno di un agriturismo a Castelfranco Veneto. Da inizio anno sono già 37 i DASPO emessi per episodi di violenza verificatisi all'interno di locali pubblici della provincia di Treviso, un netto aumento rispetto ai 14 dei primi 6 mesi dell'anno scorso. I luoghi di aggregazione, i momenti di aggregazione sono cresciuti, per cui le occasioni di rischio aumentano. Devo dire però rispetto al passato, quindi in epoca pre-pandemia, non riscontravamo con tanta frequenza. L'appello del questore Vito Montaruli è rivolto alle famiglie e ad una appropriata educazione scolastica. Le famiglie dovrebbero prestare molta attenzione a questi ragazzi perché evidentemente il loro comportamento è assolutamente riprovevole e mettono a rischio se stessi e la cittadinanza. Un ruolo molto importante dovrebbe avere la scuola, che deve intensificare l'educazione dei ragazzi dal punto di vista dell'utilizzo dei social, che invece sono utilizzati in modo inappropriato.